L'attuale sistemazione nell'emergenza è condivisa anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, però è ovvio che un'emergenza non può diventare abitudine. E quindi non solo vogliamo che alle parole seguano i fatti, e cioè che le rassicurazioni del sindaco sul fatto che le palestre e le scuole occupate vengano liberate prima dell'inizio dell'anno scolastico si trasformi in realtà, ma anche che venga a riferire in Consiglio per trovare o cercare di trovare maggioranza e minoranza delle soluzioni condivise. Bene la soluzione concordata con la prefettura e l'apertura in emergenza della scuola, ma i padovani non dimenticano la tendopoli e la Prandina, una ferita nel centro città. Per questo la richiesta al sindaco Giordani da parte di Fratelli d'Italia è chiara: si convochi un consiglio comunale. Sul fronte sanitario, sempre da Fratelli d'Italia, arriva la richiesta di una visita ispettiva alla Falconetto. Vorremmo anche che fosse fatta una visita ispettiva da parte dei consiglieri comunali e ovviamente anche dagli assessori che vi vorranno partecipare per verificare di persona le condizioni in cui vengono accolti questi richiedenti asilo. Nella doppia veste di presidente della provincia, Sergio Giordani ha fatto appello ai sindaci per l'accoglienza diffusa, appello respinto con fermezza dalla Lega attraverso il suo segretario provinciale Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco. Noi non abbiamo purtroppo strutture per ospitare queste persone, ma questo non è una cosa nuova, è una cosa risaputa. Sono situazioni e dati oggettivi che possono essere verificati in ogni momento anche dagli organi preposti. Non sono sicuramente le scuse di circostanza, non è la poca sensibilità. Una fuga in avanti, quella di Padova, che potrebbe incrinare gli equilibri in una provincia a trazione centrodestra guidata dal centro-sinistra. Per questo dalla Lega arriva la richiesta di un confronto dopo Ferragosto.